Eccoci, pronti. No, Bisogna muoversi da sì, perché siamo andati a verificare ancora chi con chi dobbiamo ancora parlare. Però andiamo a presentare, adesso Daniele, se mi passi il microfono dietro, andiamo a presentare Simone Paiaro. Buonasera. Quindi presidente Calcio Veneto FD, quindi una disciplina nuova, una società nuova. Anche il calcio. Antonella ha detto beltoso. Grazie. Cioè, le l'ho detto io per lei, lei ha detto sì. Cioè, bello sport, cosa vuoi dire? Anche un beltoso però, sì. Antonella, sai tutto già, hai capito? Noi siamo gli ultimi nati, siamo nati a fine gennaio con degli atleti che sono qui con noi, Giuseppe Laspina, Sandro Anteghini che è anche il nostro allenatore, e anche Daniele Zalti che è il nostro portiere. Abbiamo all'incirca 12 atleti e all'incirca 6 responsabili attivisti, diciamo, della nostra attività, e che ci danno una mano sia per gli allenamenti e anche per giocare, perché il nostro scopo è quello di cercare di integrare un po' lo sport tra i ragazzi disabili e i normodotati. E noi facciamo parte della FISPES, siamo nati come squadra per ragazzi con cerebrolesione, abbiamo però anche al nostro interno sia ragazzi con amputazione che ragazzi che hanno avuto dei traumi cranici da incidente stradale. E circa 2 mesi fa abbiamo fatto anche un primo raduno con altri ragazzi in tutta Italia, siamo stati a Coverciano, è stata veramente una bella esperienza soprattutto per i ragazzi, perché vedere certi campi e calcare certi campi penso sia sempre una bella soddisfazione. Emozionante proprio. Esatto. E da qui stiamo cercando di partire con il progetto. Noi siamo i primi in Veneto, infatti stiamo ricercando sempre più gli atleti. Infatti siamo qui anche per questo, se qualcuno fosse disponibile. Per dei riferimenti, se qualcuno è interessato, visto anche la popolarità dello sport. Esatto, noi abbiamo un nostro sito che è www.calciovenetofd.it. Oppure all'interno anche della federazione, quindi all'interno della FISPES, c'è un trafiletto che parla del calcio a 7 per ragazzi con cerebrolesione. E noi in Veneto siamo i primi, siamo la prima squadra, in questo momento stiamo cercando di attivarci anche con altre società di Serie A e di Serie B per cercare di creare un movimento molto più importante. Nel nord Italia c'è già il Torino FD, che è già una società che è già attiva da circa 4 anni, e con loro abbiamo cercato di trovare anche dei collegamenti per partire con questo nuovo campionato. L'idea è quella di partire con un campionato nazionale, speriamo di riuscire a farlo tramite anche il CIP e soprattutto il presidente della FISP, stiamo cercando di far questo. Ricerchiamo appunto atleti, questa è la cosa più importante per noi. Bene, grazie. Grazie a voi. Allora chiudiamo, siamo in chiusura. Io volevo dell'aspetto... Che andiamo a conoscere anche... Aspetta, posso dire una cosa? Allora, abbiamo parlato di tante attività. Io voglio salutare Alessia Politta, mia amica motociclista, io l'ho conosciuta qualche anno fa perché frequentavamo il campionato italiano femminile di velocità. Alessia era, devo dire, nel senso che adesso purtroppo in moto non ci può più andare, purtroppo è stata vittima di un brutto incidente in pista a Misano e adesso anche lei si gode, tra virgolette, la sua carrozzina. Purtroppo era a casa, era tornata a casa, lei è di Iesi, che è un luogo dove la scherma è importante, ma è una motociclista, sorella di un grande motociclista, purtroppo è ritornata a Montecatone, che è la struttura che l'ospita, non è di gran buon umore, è molto combattiva attraverso Facebook, però vogliamo salutarla prima di tutto perché è una persona straordinaria, di una intelligenza e un'umanità incredibile. L'abbiamo vista anche in programmi televisivi nazionali, raccontare un po' la sua storia. Però ritornare vicino al motociclismo da disabili non è facile, però ci sono tante occasioni che potrà eventualmente sfruttare. Qui abbiamo l'esempio di tanti ragazzi e ragazze che hanno trovato un'identità sportiva che insomma li ha fatti un pochino superare, almeno in parte, questa problematica. Quindi Alessia, forza, noi siamo tutti con te, i ragazzi vedi che fanno sport, si divertono, quindi cerca di tornare a casa presto, quest'estate veniamo a trovarti. Ciao Alessia. Ecco, Alessandro, chiudiamo. Andiamo a conoscere la Federazione Italiana Cronometristi. Salutiamo Umberto Colpi che è in macchina. Ciao Umberto, lavoro. Però abbiamo Giorgio Chinellato che è vicepresidente vicario nazionale della Federazione Italiana Cronometristi. Intanto grazie ad averci ospitato in questa trasmissione con questi amici e compagni di percorso, con molti di loro c'è già un rapporto storico di amicizia
2 secondi soltanto per spiegare cos'è la Federazione Italiana Cronometristi. Se ieri il CONI ha festeggiato i 100 anni, la nostra federazione ne ha 93. Questo a dire che è una delle prime federazioni che da sempre è entrata a far parte del CONI. Noi siamo una federazione di servizi come la medico sportiva, e quindi noi siamo chiamati ad intervenire in tutte le discipline sportive in cui il tempo è determinante, e quindi tutte le discipline, gran parte delle discipline che abbiamo sentito raccontare fino adesso ci vedono spesso protagonisti al fianco degli atleti, dei dirigenti, dei tecnici e delle società. E dei giudici. O dei giudici, chiaramente, perché poi noi sappiamo che ogni disciplina, ogni federazione sportiva ha i suoi giudici, ma poi il rilevamento del tempo è demandato a noi. Da quando il presidente Pancalli ha fatto decollare con merito il CIP, ha voluto che la nostra federazione fosse federazione riconosciuta all'interno del CIP, e questo ci consente di fare anche dei corsi per allievi cronometristi e per cronometristi ufficiali, anche a tesserati del CIP, e mi piace ricordare che il primo che fece il corso, il primo tesserato CIP, che è anche diventato tesserato FICR, è Vilnai. Poi si è perso per strada perché aveva altri impegni da dirigente politico del CIP, e quindi lo giustifichiamo, però a dimostrazione che proprio in questo territorio, quindi Padova e nel Veneto, abbiamo fatto anche in questo caso gli apripista, è proprio il rapporto che c'è anche col CIP, così come approfitto, quale presidente del Panatro di Mestre, invece fare i complimenti al lavoro che fa il Panatro di Padova, che sicuramente è forse il più bravo. Professor Renato Dal Torchio, esatto, facciamo un applauso a Renato. Era giusto ricordare. Abbiamo cambiato Renato. Però è proprio vero che è stato, come è stato ricordato prima, che sono anni che il Panatro di Padova si occupa di disabilità e comunque di problemi degli atleti disabili, e sono un po' i capofila del lavoro che viene fatto nel mondo Panatro. Rimanendo, ripeto, invece al mondo dei cronometristi, noi siamo, come tutti i giudici, dei volontari o dei dilettanti, anche se oramai ci viene chiesta una prestazione assolutamente professionistica, e per noi andare a cronometrare anche le manifestazioni organizzate dal CIP è evidentemente un motivo di soddisfazione, perché crediamo che anche noi dobbiamo fare la nostra parte per far migliorare quella crescita culturale che ricordava Vilnai, perché alla fine va ricordato, come credo traspaia da questa trasmissione e dagli interventi che ci sono stati, che gli atleti del CIP non hanno niente da invidiare agli atleti normodotati. Quindi, allora, la sezione di Venezia, mi fai capire che sei di quella, no? Sì, allora io sono poi in realtà tesserato a Venezia, mentre qui abbiamo poi il vicepresidente Padova. Però volevo dire, siete specializzati molto negli sport acquatici, venite a Padova Nuoto. Sì, a fare con tutta diciamo l'attrezzatura. Venezia si è specializzata nel pattinaggio e nelle gare di nuoto, perché ci siamo dotati un sistema di piastre, non solo, ma con un ottimo collegamento e rapporto fra la nostra federazione e la Federnuoto Veneta, che forse da questo punto di vista rappresenta un'eccellenza del Federnuoto. Loro si sono dotati di un portale per cui è possibile, noi riceviamo prima delle gare tutti gli iscritti, e in diretta in tempo live, reale uno arriva a vedere i risultati. E un genitore che sta a casa conosce i tempi. Allora, comunque ci vediamo a Padova Nuoto il 17 giugno, giusto? Assolutamente. Noi arriviamo a Venezia, piangiamo e arriviamo a fare 3-4 gare nello stesso weekend, oltre a tutti gli altri sport. Salutiamo anche Padova a questo punto, perché siamo in chiusura. Alberto Faranda, vicepresidente della Padova Crono. Vedete che fa bene stare in salute e fare i cronometristi, vero? Potrei farlo anch'io. Soprattutto a Padova, esatto. Guarda che lo facciano, che loro vengano a fare. Però non tenere il microfono, come si suol dire. Facciamo parlare lui. Io rappresento l'associazione Padova Crono, che è alla fine il braccio operativo, la realtà FICR sul territorio. Difatti la FICR è presente su tutto il territorio nazionale attraverso delle associazioni come quella di Venezia, la nostra di Padova e altre, che sono autonome in tutto e per tutto, si occupano esclusivamente di cronometraggio, però poi alla fine rappresentano la Federazione Italiana Cronometristi. Io ecco, in questo caso... mi è piaciuta questa cosa, poi l'abbinamento, Umberto Colpi, suo presidente, ci teneva molto che veniste qua in questa trasmissione. Noi abbiamo anche invitato la Federazione Medici Sportivi, ma lì veramente io non sono riuscito a capire come funziona il sistema, perché mi ha risposto l'USL, però devo fare una lettera al direttore dell'USL per avere, io volevo solo i medici sportivi,
però quelli dell'USL nessuno è medico sportivo, quindi fanno medicina sportiva senza essere della Federazione Medici Sportivi, e quindi siccome ho fatto un po' di confusione non ci sono, ma saluto lo stesso Maurizio Schiavon e tutti gli altri. E poi avevamo invitato i giudici, perché con le gare di atletica, però i giudici della FIDA al Padova, nel particolare Stefano Martin, nella Cinzia, eccetera, non erano liberi di venire. Però sono, come dicevamo, queste federazioni che sono complementari, fondamentali, indispensabili. E Umberto, dicevo, ci ha tenuto molto che voi foste presenti qua oggi, proprio per questo rapporto, non solo perché voi fate i cronometristi anche nelle gare, ma perché, e lo dico a tutti, tanti ragazzi possono veramente, oltre allo sport che fanno, la passione che fanno, possono anche fare i cronometristi, è un lavoro che si può fare, ci vuole attenzione, occhio e prontezza, però tanti possono farlo anche se sono in una carrozzina, giusto? Sì, esatto. Quindi questo è importante, questa è una bella cosa, secondo me avrete adesioni. Come possono i ragazzi contattarvi, cercare Allora, per poterci contattare basta andare sul sito della FICR nazionale, ficr.it, c'è una finestrella diventa cronometrista. In questo caso la federazione nazionale andrà a filtrare in base alla residenza cioè poi orientano le richieste. dove. Esatto, Bene. se una persona ci scrive da Padova verrà indirizzato verso la Padova Crono. Bene. E così via. Alessandra? Io andrei a conoscere anche un altro atleta che sta sempre qui in disparte, perché comunque viene da Rovigo, l'Unisport Rovigo, No. abbiamo Gomiero Andrea, due parole, Andrea anche tu. Microfono. Prendi il microfono, Andrea. Microfono. Grazie. Vediamo se riescono. Io di sport li faccio solo per passione. Beh, è importante che questo, anzi un bel applauso, direi, certo. perché deve esserci la passione nello sport, è la prima cosa. Ecco, io ho iniziato con l'automobilismo, poi ho fatto l'handbike, poi adesso facciamo a Rovigo, facciamo l'hockey, cioè facciamo il... Che facciamo della maglietta, che forse la voi- prima squadra che fa hockey, fa bowling, e in più adesso gioco a ping pong a Padova con la società di Mortisa. Bene. Insomma, ne hai provate parecchi, bravo. Allora, siamo ormai alla conclusione. Oscar è un bel pubblico. Questa è una trasmissione che mi piace di più. Prima, quando parlava Lucia, ci ha fatto stavamo vedere a lei commuovendo la pelle tutte d'oca. e due. Porca miseria, non è mai successo, quindi io vi ringrazio perché non ho mai avuto un'emozione così importante, così forte. E credo che resterà anche noi come giornalisti, conduttori, questa cosa. E ripeto quello che ho detto, mi piacerebbe un giorno condurre un programma televisivo tutto del chip. Questo ce lo facciamo come obiettivo, vabbè. Ci darete una mano un po' tutti, però un bel programma solo per gli sport. Mi ritorna a pelle d'oca, andiamo avanti. Allora Oscar, complimenti, grazie. Andrea, ragazzi. La pelle d'oca, a me è un nodo in gola. No, perché non quindi- te, cioè, a te no di No, ma è gola. mio nodo in gola. Oscar, tu vedi le cose, diciamo, da un punto di vista, tra virgolette, privilegiato, importante, perché hai comunque l'attenzione della tua federazione, dello sport, chi fa il tuo sport ti vede come... Ecco, quanto è importante raccontare queste cose ai ragazzi e alle ragazze, come diceva qualcuno prima, e fare in modo che, questi, anzi la Silvana forse, che escano dalle case, questi che hanno qualche... Guarda, è una cosa di assoluta importanza. Io credo che se non viene da noi, cioè chi ha provato lo sport e chi sa il beneficio che lo sport può dare, e ci mettiamo in prima persona a promozionarlo, difficilmente riusciremo a crescere. Credo che onestamente nei primi rapporti, come hai detto prima della ragazza che ha fatto l'incidente in moto, che è su un periodo non è facile, però se va a trovarla o bussa alla sua porta una persona che ha le sue stesse problematiche, è più facile che andare un'altra persona, quindi là si rompono un po' gli schemi e magari si capisce che veramente attraverso lo sport si può riscoprire le proprie abilità, si può riscoprire un modo di esprimersi e magari alla fine avere tante soddisfazioni. Io apprezzo quello che tu hai detto, la pelle d'oca penso che sia venuta un po' a tutti, perché essere qua in una platea del genere piena di campioni, di gente che è appassionata dello sport, che vuole fare sport perché è la cosa più bella che si possa fare, ma
con i giovani che abbiamo qua in rappresentanza, questo è il futuro del nostro movimento. Credo che veramente noi tutti questa sera dovremmo fare un grande applauso a voi conduttori, perché credo che noi, il nostro lavoro, il nostro impegno va bene fino a un certo punto, ma se abbiamo avuto questo miracolo a Londra, possiamo vedere che anche questo può andare sul messaggio giusto, ma è grazie a voi, grazie al vostro impegno e a come conducete queste importanti trasmissioni, perché qua oggi, stasera, abbiamo parlato di sport, di valori, di possibilità, non di diversità. Certo. Il grande messaggio che è arrivato da Londra è proprio questo, perché siamo riusciti con le nostre imprese a emozionare la gente, perché siamo riusciti a entrare nelle loro case e loro hanno potuto apprezzare i nostri gesti tecnici e non la diversità, quindi credo che questo sia veramente la grande futuro. Ruggero sa che da anni, bravo, grazie. Da anni il Comune di Padova organizza sport anch'io, che seguiamo, che si segue come staff dell'assessorato allo sport, che è portare nelle scuole di ragazzini la possibilità di giocare con una carrozzina, di giocare con una benda per non vedenti, eccetera. Far conoscere. Far conoscere e tutti i ragazzi andare dentro i bagni e vedere com'è difficile se non c'è lo spazio per girare con la carrozzina. E credo che sia servito molto a tante persone, ma soprattutto ci si è resi conto che quello che fanno questi atleti è enormemente più difficile di quello che fanno le persone cosiddette normodotate. Io poi non mi sento neanche tanto normodotato perché non corro più di tanto, ognuno ha le sue passioni, allora ognuno nell'ambito delle proprie competenze, conoscenze, quello che faceva prima eccetera, può trovare sicuramente qualcosa da fare anche in questo mondo. Assolutamente, pienamente d'accordo, credo che la scuola sia uno dei traguardi importanti da fare, perché far conoscere la materia ai ragazzi possono crescere con un'altra mentalità di conoscenza e magari veramente un domani avere una società a portata di tutti. Anche e soprattutto nel far capire che non è che abbiamo scelto noi di fare le persone con disabilità, è una cosa che ci è accaduta, quindi capire che nella società ci siamo anche noi e basta un minimo di sensibilità per farci vivere con la massima onestà a testa alta come gli altri, ci vuole veramente poco, ma sono queste le barriere da battere. Ruggero, chiudiamo con Ruggero. Così. In conclusione vorrei intanto ringraziare il CONI che ha voluto riservare questa serata allo sport paralimpico. Stasera abbiamo presentato una decina di sport, ma faccio presente, ricordo che il nostro movimento ha 30 discipline, quindi con altre 30 federazioni. Abbiamo un movimento, 125 società, oltre 800 atleti nel Veneto, parlo. E in ultimo, siccome siamo qui anche per far conoscere, avvicinare e dare opportunità a persone che volessero iniziare una qualsiasi attività sportiva, perché appunto 30 discipline non sono poche, credo che siamo vicini allo sport del CONI e quindi allora lascio l'email per chi volesse mettersi in contatto con il CIB in maniera che posso poi distribuire, mettere in contatto le persone con qualsiasi attività che voglia scegliere. Basta fare veneto@comitatoparalimpico.it e sarà data una risposta a chi volesse fare l'attività sportiva. Sì, un telegrafico invito, è una promozione. Domenica 15 a Solesino, allo stadio, ci sarà una manifestazione Sport per Tutti, patrocinata anche dal CIP Veneto, nella quale saranno presenti giocatori di tennis tavolo, tra cui anche l'amico Andrea. Faremo una dimostrazione di tennis tavolo, di arti marziali, di tiro con l'arco con la Nike di Conselve, che presenta tiratori ipovedenti e in carrozzina, così come equitazione. Che quella è incredibile, cioè fai tiro con l'arco. Sono bravissimi, sono una cosa eccezionale. Geniale sta cosa. Quindi ci sarà una piccola dimostrazione per vedere chi fa sport e poi la possibilità per i ragazzi, gli uomini, le donne disabili che vengono di provare l'arco, provare la racchetta da ping pong, così come la reanimazione del cavallo. Allora, siamo in chiusura. Allora, 28 e 29 giugno all'Arcella, mi raccomando, dovete essere in tanti, lo speaker sono io, quindi dovete venire. Dovete portare pazienza, se non saprò tutte le cose, ma... E invece vi ricordo per gli appuntamenti della FIDAL, sabato 14 giugno, quindi questo sabato c'è la terza prova
del circuito di Padova Corre a Stanghella, andiamo quasi vicino. Sì, vicino. A Solesino siamo il 19 luglio dall'amico allora Trevisan. sono il 15, quindi è tutto... No, luglio però. 15 giugno dalle 4 allo stadio. Quindi è il giorno dopo. Ecco. Quindi il 14 a Stanghella, il 15 tornando indietro per chi è di Padova. No, ma è giugno, noi siamo questa domenica. Bene, allora il 14 sabato a Stanghella c'è Padova Corre, il circuito Padova Corre di corsa su strada, e poi sabato, allora domenica andiamo tutti a Solesino. Bene, ce l'abbiamo fatta, io devo ringraziare la regia, Claudio e i ragazzi di regia che ci hanno aiutato a sistemare lo studio. Grazie a tutti voi. I nostri atleti, tutti presenti. La settimana prossima abbiamo gli enti di promozione. Gli enti di promozione, tutti gli che enti io di promozione. non ci sono, se te li dimenticate. Ecco, tanto me la cavo, se 4 gatti anche loro, saranno 20 associazioni. No, bene, dai. Grazie, ce la facciamo, viva lo sport, viva il Tony, viva il chip. Ciao.